Oggi è la festa della Marina, sobria cerimonia anche al monumento ai caduti di Porto Empedocle. Cedimento del cavalcavia tra Villa Seta e Monserrato sul viadotto Acragas, stop al transito in entrambe le carreggiate che collegano Agrigento a Porto Empedocle. Era successo pochi giorni fa a Fontanelle. La famiglia Camilleri aveva donato al comune una casa, doveva essere la sede della fondazione alla memoria dello scrittore empedoclino, ma il comune nel 2018 la abbatte, adesso la fondazione è a Roma. Oggi ultimo giorno, poi 24 ore di silenzio stampa e domenica tutti gli aventi diritto al voto potranno andare alle urne per pronunciarsi sul referendum giustizia. 10 comuni dell'Agrigentino voteranno anche per le amministrative. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi 10 giugno è la festa della Marina Militare, giunta al suo 161esimo anniversario, sobria cerimonia a Porto Empedocle. Il nostro direttore Arturo Cantella. Celebrata stamani la festa dei Marinai d'Italia a Porto Empedocle, alla presenza del comandante della Capitaneria Serafino, anche il prefetto di Agrigento Cocciufa, il sindaco della città Martello, una nutrita rappresentanza dell'Associazione Marinai d'Italia di Porto Empedocle e rappresentanti delle altre forze militari, carabinieri, questura, guardia di finanza. Dopo l'alzabandiera, l'inno di Mameli e la deposizione della corona di alloro a monumento ai caduti, il comandante Serafino ha tracciato una relazione, in particolare sul significato che essa assume in un momento così delicato di post-pandemia e con una guerra in corso in Europa. Serafino ha ricordato come il 10 giugno del 1918 due audaci comandanti di massa della nostra Marina, Luigi Rizzo e Giuseppe Aonzo, non ebbero esitazione a lanciarsi all'attacco di una poderosa flotta nemica e la loro audacia fu premiata con l'affondamento di una corazzata e la ritirata del resto della formazione avversaria. La data assunta, quella di oggi, quale emblema e festa della nostra Marina, riporta alla mente la vera motivazione del nostro orrore e la ragione di essere dell'Associazione dei Marinai d'Italia. Un momento di ricordo essenziale, sobrio ma assolutamente essenziale per rendere onore a chi ci ha consentito oggi di trovarci in queste condizioni di libertà, di godere dei diritti di cui godiamo giornalmente e poi per dare anche la giusta enfasi a un'impresa italiana che è stata fatta durante la Prima Guerra Mondiale. Un'impresa tipica del nostro estero italiano, perché con mezzi di piccole dimensioni si è riuscita a dare un colpo assolutamente decisivo alla flotta austriaca che poi ci ha portato alla vittoria durante la Prima Guerra Mondiale. Il ruolo della Marina è fondamentale anche per la sicurezza delle coste, ma anche per il fenomeno immigrazione che purtroppo nella nostra provincia assume dati notevolmente alti. Sì, la Marina è ovviamente la forza armata presente in mare per tutte quelle che sono le problematiche, chiamiamole tra virgolette così, che ci provengono dal mare, che debbono essere prese gestite attraverso le forze armate. La Marina è assolutamente la forza armata è idonea a fronteggiare questo tipo di problemi. Anche per la sicurezza, considerando anche l'estate che viene, considerando anche che magari molta gente va a mare e addirittura non sa neanche nuotare. Sì, noi partiremo, questo è un compito poi specifico nell'ambito della Marina, della Guardia Costiera, anche quest'anno partirà l'operazione Mare Sicuro il 20 giugno e si protrarrà fino alla fine di settembre. Per Porto Empedocle avremo delle squadre impegnate sia a terra che a mare tutti i giorni durante la stagione estiva a tutela dei bagnanti e a tutela della pubblica incolumità di chi va per mare.
Certo, presenti anche questi che possono sembrare eventi di routine, in realtà non lo sono, perché la Marina Militare e ovviamente anche il Corpo delle Capitanerie di Porto che è qui presente, che svolge un'attività per noi importantissima, fa parte di quella grande squadra dello Stato che è impegnato su tutti i fronti, in particolare sul fronte sicurezza. Per quanto riguarda le Capitanerie di Porto, io non posso che fare un plauso alla straordinaria attività che svolge qui a Porto Empedocle e a Lampedusa nel salvataggio dei migranti e nelle attività poi di accoglienza. La festa dei marinai ancora una volta viene celebrata in pompa magna perché è un corpo che merita di essere riconosciuto e festeggiato. Per noi è molto importante, essendo una città di mare, e quindi riteniamo che il giorno che è dedicato a loro deve essere ricordato con grande enfasi. Quindi per questo siamo qua, per festeggiare i Marinai d'Italia. È un avvenimento che si verifica ogni anno, che noi siamo a disposizione per fare affinché questa festa si verifichi nel migliore dei modi. Dopo il recente crollo di calcinacci del viadotto Fontanelli ad Agrigento, un altro cedimento dello stesso tipo ha interessato il cavalcavia tra Villaseta e Monserrato sul viadotto Acragas. Stop al transito in entrambe le carreggiate in attesa della conclusione delle opere di recupero sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Le acque piovane avrebbero corroso le reti di protezione. Nasce a Roma il Fondo Camilleri Arte e Cultura. Porto Empedocle perde un'occasione, commenta l'ex sindaco Lillo Firetto. La casa che la famiglia dello scrittore aveva donato al comune doveva essere lo spazio dedicato alla memoria dello scrittore empedoclino. Invece non c'è più. Il comune l'ha battuta nel dicembre 2018. Vediamo. È nato a Roma il Fondo Andrea Camilleri. Si tratta di uno spazio attivo per tutelare, valorizzare e rendere accessibile la sua vasta eredità culturale. Appunti, testi, sceneggiature, lettere, tesi di laurea, manoscritti, una quantità di materiale sapientemente e amorevolmente raccolta dalla sua famiglia. Una bella notizia perché lui ha sempre meticolosamente e silenziosamente conservato i frutti della sua genialità. Lui voleva uno spazio con questa funzione. Peccato però che sia stata istituita nella capitale e non a Porto Empedocle come originariamente pensato. Sono assai triste, dice l'ex sindaco empedoclino Lillo Firetto, perché questa funzione doveva essere svolta dalla Fondazione Camilleri, costituita mentre egli era in vita su iniziativa mia, dello scrittore e della sua famiglia insieme ad Antonio Sellerio. Chiusa la mia esperienza al comune di Porto Empedocle, prosegue Firetto, quel progetto si è bruscamente interrotto, bisognava portarlo avanti. Sarebbe stato di straordinario arricchimento per il territorio. La casa, che doveva essere lo spazio dedicato, generosamente conferita dai parenti di Camilleri, oggi non c'è più. È stata rasa al suolo a seguito di un'ordinanza del comune, che era socio della fondazione, una situazione paradossale, un danno incalcolabile. Discorso del Santo Padre Papa Francesco ai vescovi e sacerdoti delle chiese di Sicilia. Vediamo. Nella sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza i vescovi e i sacerdoti della Sicilia e ha rivolto loro un pensiero profondo che ci piace riportare all'interno di questo notiziario e farlo anche un po' nostro. Sono contento di incontrarvi. Ha cominciato così Francesco. Ricordo con gioia il mio viaggio a Piazza Armerina e a Palermo. Non l'ho dimenticato. Ringrazio Monsignor Antonino Raspanti per le parole che mi ha rivolto a nome di tutti voi. Un altro luogo che non ho dimenticato dei viaggi è Agrigento, il primo che ho fatto davanti alla tragedia di Lampedusa. Il cambiamento d'epoca nel quale ci troviamo a vivere richiede scelte coraggiose, anche se ponderate e soprattutto illuminate con il discernimento dello Spirito Santo. Questo cambiamento sta mettendo a dura prova soprattutto i legami sociali e affettivi, come la pandemia ha ancor di più chiaramente evidenziato. L'atteggiamento responsabile con cui viverlo, come in altre fasi storiche, accoglierlo con consapevolezza
e con una fiduciosa presa in carico della realtà ancorata alla sapiente tradizione viva e vivente della Chiesa, che può permettersi di prendere il largo senza paura. La Sicilia non è fuori da questo cambiamento, anzi, come è accaduto in passato, si trova al centro di percorsi storici che popoli continentali disegnano. Essa ha spesso accolto i passaggi di questi popoli, ora dominatori, ora migranti, e accogliendoli li ha integrati nel suo tessuto, sviluppando una propria cultura. Ricordo quando, circa 40 anni fa, mi hanno fatto vedere un film sulla Sicilia, Caos si chiamava, erano 4 racconti di Pirandello, il grande siciliano. Sono rimasto stupito da quella bellezza, da quella cultura, da quella insularità continentale, come pure accanto a capolavori di straordinaria bellezza artistica si vedono scene di trascuratezza mortificanti. E ugualmente a fronte di uomini e donne di grande cultura, molti bambini e ragazzi evadono la scuola, rimanendo tagliati fuori da una vita umana dignitosa. La quotidianità siciliana assume forti tinte come gli intensi colori del cielo e dei fiori, dei campi e del mare che risplendono per la forza della luminosità solare. Non a caso tanto sangue è stato versato per la mano di violenti, ma anche per la resistenza umile ed eroica dei santi e dei giusti servitori della Chiesa e dello Stato. L'attuale situazione sociale della Sicilia è in netta regressione da anni. Occorre comprendere come e in quale direzione la Sicilia sta vivendo il cambiamento d'epoca e quali strade potrebbe intraprendere per annunciare nelle fratture e nelle giunture di questo cambiamento il Vangelo di Cristo. Tale compito, pur essendo affidato all'intero popolo di Dio, chiede a noi sacerdoti e vescovi il servizio pieno, totale ed esclusivo. A fronte di questa grande sfida anche la Chiesa risente della situazione generale, con le sue pesantezze, le sue svolte, registrando un calo di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, ma soprattutto un distacco crescente dei giovani. Non sono mancate tuttavia in passato, e non mancano ancora oggi, figure di sacerdoti e fedeli che abbracciano pienamente le sorti del popolo siciliano. Come non ricordare beati Don Pino Puglisi e Rosario Livatino, ma anche persone meno note, donne e uomini che hanno vissuto in ogni stato di vita la fedeltà a Cristo. Come ignorare il silenzioso lavoro tenace e amorevole di tanti sacerdoti in mezzo alla gente, sfiduciato, senza lavoro, in mezzo ai fanciulli o agli anziani, sempre soli. Di fronte alla consapevolezza delle nostre debolezze, sappiamo che la volontà di Cristo ci pone nel cuore di questa sfida la chiave di tutto e nella sua chiamata sulla quale appoggiarci per prendere il largo e gettare ancora le reti. La pietà popolare è una grande ricchezza e dobbiamo custodirla, accompagnarla affinché non si perda, ma anche educarla. Cari fratelli, vi ringrazio tanto della vostra visita, vi benedico e benedico le vostre comunità e benedico il loro cammino. Mi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me, perché ne ho bisogno. Un'altra cosa, questo non lo dico solo per la Sicilia, questo è universale. Una delle cose che più distruggono la vita ecclesiale, sia la diocesi, sia la parrocchia, è il chiacchiericcio che va insieme all'ambizione. Chiacchiericcio è una peste che distrugge la Chiesa, distrugge le comunità, distrugge l'appartenenza, distrugge la personalità. Amministrative di domenica prossima, 12 giugno, tutti i candidati dei comuni agrigentini e le modalità di voto. Ai seggi dovranno recarsi per il referendum sulla giustizia pure tutti gli aventi diritto della provincia. I dettagli nel servizio. Domenica prossima, 12 giugno, sono invitati alle urne tutti gli aventi diritto al voto, ma 10 comuni dell'Agrigentino sono richiamati ai seggi elettorali anche e soprattutto per le amministrative, la scelta di sindaco e consiglio comunale. A rinnovare le cariche amministrative sono Sciacca e Palma di Montechiaro con sistema proporzionale, in cui è eletto al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più 1. Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia, si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i 2 candidati più votati. Invece, con sistema maggioritario vanno al voto i comuni di Aragona, Campobello di Licata, Vivona, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita Berice e Villafranca Sicula.
A Sciacca a contendersi la poltrona di sindaco sono Matteo Mangiocavallo con 3 liste, Ignazio Messina con 5 liste e Fabio Termine supportato da 4 liste. Un esercito è inevitabile i candidati al Consiglio Comunale. Sciacca va al voto con il sistema proporzionale, ben 24 i consiglieri da eleggere e 42 le sezioni. A Palma di Montechiaro in corsa ci sono l'uscente Stefano Castellino, sponsorizzato da 3 liste, e i candidati Salvatore Manganello e Giuseppe Morgana, rispettivamente, con una lista a testa. Sono 16 consiglieri comunali da eleggere, 24 sezioni e si vota con il sistema proporzionale. A Campobello di Licata, per il dopo Giovanni Picone, ci sono ben 5 candidati sindaco, tutti supportati da una sola lista a testa. Si tratta di Angelo La Greca, Andrea Mariani, Antonio Pitruzzella, Michele Termini e Vito Terrana. Campobello va al voto con il sistema maggioritario e quindi vince al primo turno, che ha preso più voti, 16 consiglieri da eleggere nelle 11 sezioni. Sfida 2 ad Aragona, dove si vota con il sistema maggioritario e dove ci sono 12 consiglieri da eleggere e 14 sezioni elettorali. I candidati sono Dino Buscemi e il sindaco uscente Giuseppe Pendolino, entrambi appoggiati da una lista. A Bivona la poltrona di sindaco è contesa tra Carola Calafiore e l'uscente Milko Cinà, entrambi appoggiati da una lista. Nel centro montano si vota con sistema maggioritario e bisognerà eleggere nelle 5 sezioni elettorali 12 candidati al Consiglio Comunale. Andiamo a Cattolica Eraclea, anche in questo caso sarà sfida a 2 con una lista a testa tra l'uscente sindaco Santino Borsellino e lo sfidante Paolo Enzo Camilleri, 12 consiglieri da eleggere, 7 le sezioni. A Comitini per il dopo Nino Contino si contendono la poltrona di sindaco Gerlando Cuffaro e Luigi Nigrelli, una lista ciascuno, si vota in 2 sezioni con il sistema maggioritario, 10 consiglieri da eleggere. A Lampedusa e Linosa sono 2 i candidati a sindaco per le isole Pelagie con una lista a testa. Si tratta di Filippo Mannino e l'uscente Totò Martello, che tenta di riconquistare il suo secondo mandato consecutivo. Lampedusa e Linosa va al voto con un sistema maggioritario, 12 consiglieri da eleggere e 5 le sezioni. A Santa Margherita Belice i candidati a sindaco sono Giacomo Abruzzo e Gaspare Viola, entrambi a una lista. Il sindaco uscente Franco Valenti non ha potuto ricandidarsi perché ha già fatto 2 mandati consecutivi. Santa Margherita di Belice va al voto con il sistema maggioritario, 12 consiglieri da eleggere in 7 sezioni. A Villafranca Sicula i candidati sono il sindaco uscente Domenico Balsamo e Gaetano Brucculeri, entrambi con una lista. Villafranca Sicula va al voto con il sistema maggioritario, 10 consiglieri da eleggere in 2 sezioni. Gli elettori devono presentarsi ai seggi con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Si vota solamente domenica 12 giugno e fino alle 23. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà con lo spoglio delle schede dei 5 referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a lunedì prossimo 13 giugno a partire dalle ore 14. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi alle prefetture territorialmente competenti e poi al Dipartimento regionale e alle autonomie locali, saranno immessi sul sistema IDEC, realizzato con la collaborazione dell'assessorato dell'economia e delle società Sicilia Digitale, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale. Si vota anche per eleggere circa 1000 nuovi consigli comunali, quindi in circa 1000 consigli comunali noi avremo una sostituzione di consiglieri, di sindaci, di giunte. Affinché vi sia la definizione dello status di impresentabile, c'è necessità di attivare procedure e procedimenti assai complessi, perché bisogna essere particolarmente precisi, bisogna attenersi a criteri univoci e non interpretabili, altrimenti si danneggia impropriamente chi viene definito per esempio impresentabile quando non lo è, si omette di indicare come impresentabile qualcuno che poi invece deve essere indicato come impresentabile
E il sottoscritto ci rischia anche tanti soldini, perché se io sbaglio, se la commissione sbaglia, mi prendo anche io la responsabilità degli errori fatti, come è giusto che sia. Si era previsto per i partiti la possibilità di consegnare in anticipo rispetto agli obblighi di legge le liste con un anticipo di 30 giorni rispetto all'obbligo previsto dalla legge, e l'obbligo previsto dalla legge è 30 giorni, quindi i partiti avrebbero potuto presentare alla Commissione Nazionale Antimafia le loro liste 60 giorni prima, perché la Commissione Antimafia, attivandosi, avrebbe potuto indicare agli stessi partiti chi era impresentabile, per consentire ai partiti, avendo sgamato gli impresentabili, di sostituirli con altri candidati moralmente meno imbarazzanti, giuridicamente meno riprovevoli. Sapete quante liste sono state consegnate alla Commissione Antimafia quest'anno in tempo utile affinché potesse fare questo lavoro preventivo di controllo? Zero! Se la Commissione dovesse indicare gli impresentabili oltre le 24 di venerdì sarebbe un problema. Ci possono essere tanti problemi che vanno esaminati, studiati, analizzati uno per uno, perché non si scherza con procedure così importanti per l'esercizio del diritto di voto. Il procedimento, quindi prefetture, commissione, procura, si ritorna alla commissione, ulteriore lavoro da parte dei consulenti e dei tecnici della commissione. Quando il quadro è assolutamente definito e dunque definitivo, divulgazione di questi nomi. Sapete quanti nominativi di candidati esamineremo? 19.782. Questo è il motivo per cui procediamo con difficoltà. Con tutta probabilità noi venerdì nel tardo pomeriggio, anche la sera, daremo questi nomi, e venerdì sera, costi quel che costi, io farò l'elenco degli impresentabili per quei comuni che la Commissione ha deciso di esaminare. Il tormento del giudicare, dal contesto ai referendum. Questo è il titolo di un approfondimento tematico organizzato dalla Fondazione Sciascia di Racalmuto, che ha visto diversi giuristi a confronto. Arturo Cantella. Un interessante convegno oggi qui presso la Fondazione Sciascia di Racalmuto, dal tema di grande interesse e di attualità, il tormento del giudicare, dal contesto ai referendum, con relatori qualificati dibatteranno appunto in merito. Sì, noi continuiamo ancora con le iniziative della Fondazione Leonardo Sciascia, e il tema che si tratta oggi è un tema che era molto caro allo scrittore Leonardo Sciascia, quindi il tema del giudicare, della difficoltà a volte di giudicare, e quale momento più opportuno quello di farlo in questo momento in cui il dibattito sul referendum è un dibattito che ancora lascia perplesse le persone che non sanno in maniera chiara e netta cosa dovranno votare il giorno 12, e quindi oggi cercheremo di approfondire, ragionando da un punto di vista dei giudizi, ma non indicando nessuna modalità di votazione, e cercando di capire ancora di più il ragionamento sulla giustizia attraverso l'insegnamento che Leonardo Sciascia nei suoi scritti ci ha dato e ci consente ancora oggi di metterlo in prima posizione. Un'iniziativa sicuramente interessante qui alla Fondazione Sciascia, a cui voi come Ordine degli Avvocati date il vostro fattivo contributo. Esattamente, proprio così, abbiamo accolto veramente con entusiasmo l'invito della Fondazione Sciascia a questo incontro dibattito di questa sera, che avrà come fulcro centrale i temi referendari e il tormento del giudicare. Il nostro apporto vuole rappresentare l'impegno dell'avvocatura istituzionale, soprattutto in questo momento ed in relazione ai temi referendari, per sottolineare soprattutto due aspetti: l'importanza dello strumento del referendum come
modo di partecipazione diretta alla democrazia e quindi di possibilità che i cittadini devono certamente cogliere, di poter dire la loro su delle tematiche sul quale è assolutamente opportuno che la cittadinanza si pronunci, perché non sono delle tematiche, come da tanta parte si sente, tecniche che non possono essere demandate al cittadino, ma proprio perché legate alla vita di ciascuno e alla tutela dei diritti di ciascuno, è quanto mai opportuno che si senta il bisogno di partecipare attivamente a questa fase referendaria. Quello che l'Avvocatura inoltre vuole sottolineare è l'importanza dei temi, soprattutto di quelli legati alla giustizia, perché sono fortemente ancorati a dei principi costituzionali, quello del giusto processo, dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, legislativo e giudiziario in particolare, del principio della innocenza fino alla condanna definitiva, tutte tematiche su cui l'Avvocatura da sempre si batte, ma non con lo spirito corporativo o contro qualcuno, ma a tutela dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione e dei diritti dei cittadini. Un interessante convegno qui proprio nella casa di Sciascia, nel paese di Sciascia, presso la Fondazione, su tematiche importanti, molto care allo stesso Sciascia, che ci condurrà al voto di domenica sul referendum. Ma siamo nel posto giusto, nel paese di Sciascia, nel contesto nel quale egli rifletteva e scriveva, e questo contesto ci può aiutare a guardare all'attualità, alla battaglia politica di questi ultimi giorni, alle discussioni accese, a volte un po' troppo condizionate dagli umori che si registrano attorno alla giustizia. C'è bisogno di una riflessione un po' più alta di quella che gli umori o le emozioni creano, e quindi questo è il luogo giusto. Ecco, a Racalmuto oggi per discutere su tematiche importanti molto care a Sciascia. Sì, Sciascia in tutti i suoi romanzi, in tutti i suoi scritti ha affrontato il tema della giustizia come un tema centrale di tutta la sua tematica, sia di letteratura sia di saggistica. Questo perché Sciascia amava molto la verità, amava molto la giustizia, e per questo le sue posizioni erano posizioni fortemente critiche talvolta, proprio perché quando si ama qualcosa talvolta per proteggerla occorre modificarla, cambiarla, migliorarla in meglio. È quello che in qualche modo cerchiamo di fare attualmente con il referendum sulla giustizia, che il Parlamento non è riuscito a modificare in meglio, e dunque noi diamo voce ai cittadini perché possano avvicinare il mondo della giustizia ai problemi concreti di tutti noi. Le tende di plastica di un bar sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, quartiere balneare di Agrigento, sono state tagliate da ignoti con l'utilizzo di un coltello o un cutter. Non è chiaro ancora se si tratti di un raid vandalico o di un gesto intimidatorio. A denunciare l'accaduto, anche se dopo qualche giorno dal fatto, è stato il titolare di un bar, un 49enne agrigentino. I carabinieri hanno avviato l'attività di indagine e sono in corso verifiche su eventuali immagini delle telecamere di sicurezza. Correva l'anno 2013, adesso tutto si sgonfia. Un rapimento di Stato, un crimine di eccezionale gravità, lesivo dei valori fondamentali che ispirano la Costituzione repubblicana e lo Stato di diritto. Così la terza sezione del Tribunale di Perugia, presieduta da Giuseppe Narducci, definisce senza troppi giri di parole il caso del trattenimento e dell'espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov e della figlia Aula, che allora aveva appena 6 anni. Una vicenda che aveva portato alla condanna a 5 anni, il doppio di quanto richiesto dalla stessa procura, dell'ex questore di Palermo Renato Cortese per sequestro di persone falso. Una sentenza che per la Corte d'Appello di Perugia, presieduta da Paolo Micheli,
ha deciso invece di ribaltare completamente assolvendolo con formula piena. La decisione di primo grado emessa il 14 ottobre del 2020 aveva portato alla rimozione dall'incarico del superpoliziotto che nella sua carriera prima di guidare la questura di Palermo aveva catturato tra gli altri boss latitanti del calibro di Bernardo Provenzano, Enzo e Giovanni Brusca, Pietro Aglieri e Gaspare Spatuzza. Ho il cuore spezzato, aveva detto Cortese lasciando la città. Palermo è la parte migliore di me. Assieme a Cortese, che al momento dell'espulsione di Shalabayeva era capo della squadra mobile di Roma, erano imputate altre 6 persone per le quali i giudici hanno allo stesso modo totalmente rivisto il verdetto, scagionandole praticamente tutte. Si tratta dell'ex capo dell'ufficio immigrazione ed ex vertice della Polfer Maurizio Impronta, dei poliziotti Francesco Stampacchia, Luca Armeni. Tutti erano stati condannati a 5 anni. Vincenzo Tramma aveva ottenuto 4 anni e Stefano Leoni 3 anni e mezzo, oltre alla giudice di pace Stefania Lavore, già condannata a 2 anni e mezzo. Per questi ultimi 2 la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Tutti gli imputati hanno sempre respinto le accuse sostenendo di aver operato correttamente. Il caso al centro del processo risale alla notte tra il 28 e il 29 maggio del 2013, quando Alma Shalabayeva e la figlia furono prelevate dalla polizia nella loro abitazione di casa al Palocco. Gli agenti in realtà cercavano il marito, ma alla donna venne comunque contestata l'accusa di avere un passaporto falso. 2 giorni dopo venne firmata l'espulsione e madre e figlia vennero rimpatriate in Kazakistan. Tornarono poi in Italia nell'aprile del 2014 e a Shalabayeva venne riconosciuto l'asilo politico. Dopo l'episodio vi furono anche conseguenze politiche. A luglio del 2013 infatti si dimise il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno Giuseppe Procaccini, mentre non passò la mozione di sfiducia per l'allora capo del Viminale Angelino Alfano. La difesa di Cortese, rappresentata dagli avvocati Franco Coppi ed Esther Molinaro, ha sempre sostenuto che per l'ex questore di Palermo che Shalabayeva rimanesse in Italia, fosse trattenuta o espulsa, erano questioni per lui assolutamente rilevanti. Il suo interesse era un altro: catturare una persona, Mukhtar Ablyazov, che oggi viene indicato come un martire, ma che in quel momento venne segnalato da tutti come un pericoloso delinquente, una persona che ha rapporti con terroristi, se non terrorista lui stesso, accusato di aver commesso reati patrimoniali di rilevante entità. Un dato quest'ultimo che è emerso anche lo scorso agosto, quando i ministeri dell'Interno, della Giustizia e degli Esteri hanno risposto all'interrogazione parlamentare di 5 deputati del Movimento 5 Stelle. Ablyazov non fu mai rifugiato politico, era ricercato per crimini commessi in diversi paesi e non possedeva alcun permesso valido per restare in Italia. L'unico stato d'animo che intendo portare all'attenzione della Corte, ha detto prima del verdetto Cortese, rendendo dichiarazioni spontanee, è quello suscitato in me dell'affermazione della sentenza con la quale avrei tradito il giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana. Tutte le sentenze meritano un rispetto, io rispetto anche la sentenza che seppur ingiustamente mi ha condannato, però credo che tutta la mia vita e tutta la mia carriera forse avrebbero a loro volta meritato un minimo di rispetto. È riuscito a portare via dal supermercato MD in via Carlo Alberto a Canicattì 2 smart TV, rispettivamente 40 e 45 pollici dal valore complessivo di 600 euro. Credeva di averla fatta franca, ma dopo qualche metro e ancora con la refurtiva in mano è stato fermato e arrestato dai carabinieri della locale compagnia. Le manette ai polsi sono scattate in flagranza di reato per un 22enne originario della Romania, ma da anni residente a Canicattì. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Consegnate al Comune di Agrigento e alle associazioni turistiche le nuove piantine del centro storico di Agrigento messe a disposizione della città e dei turisti da parte dell'assessorato regionale turismo, sport e spettacolo. Obiettivo: migliorare l'accoglienza dei tanti visitatori che in questo periodo scelgono di scoprire in autonomia Agrigento e il suo centro storico. Giovanna Neri.
Dottoressa Bonsignore, oggi si consegna una mappa della città che verrà distribuita nei punti strategici. A chi è destinata e cosa contiene? Oggi distribuiamo la mappa turistica del centro storico di Agrigento, centro cittadino, fortissimamente voluta tra le attività di promozione del territorio, ma in particolare proprio del centro cittadino di Agrigento. È stata finanziata con fondi del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e sono state realizzate 5.000 mappe, sono delle piccole mappe pieghevoli del centro cittadino dove sono localizzati i monumenti, le chiese, le vie ovviamente del centro cittadino e anche dei numeri utili potrebbero servire insomma ai turisti per qualsiasi evenienza, ad avere i numeri più in uso, anche polizia locale piuttosto che altro. E questa piccola mappa che verrà distribuita all'infopoint del comune, noi abbiamo con il comune di Agrigento un protocollo d'intesa sottoscritto più di un anno fa, quindi abbiamo azioni sinergiche di collaborazione per promuovere il territorio e il comune di Agrigento e ripeto in questo caso il centro storico cittadino. Verranno distribuite al presidente dell'associazione albergatori e anche al presidente dell'associazione B&B, nonché a Don Giuseppe Pontillo perché anche per lui appunto coinvolta la Curia per tutte le bellezze monumentali di chiese che ci sono. C'è il Mudia che è appunto un esempio di museo diocesano molto importante nel centro di Agrigento. Questo, ripeto, è un servizio che noi rendiamo al turista, sia che occupi le nostre strutture ricettive e sia comunque che passi negli infopoint per il ritiro molto veloce di queste piccole brochure, piccole mappe pieghevoli molto utili. Dottoressa Bonsignore, in qualità di Presidente della Commissione Cultura e Turismo, io oggi sono qui a rappresentarle il nostro compiacimento anche della quinta Commissione, che appunto si occupa di queste cose, per il buon lavoro che sta facendo per la città di Agrigento. Volevo dirle che le siamo vicini, non solo come commissione, ma come comune, ma soprattutto le sono vicine come un imprenditore turistico e le riconosco che queste azioni veramente non fanno altro che migliorare la vacanza di una persona, di quella persona che sarà il miglior megafono, la migliore pubblicità per la nostra città. Quindi un'azione che sembra di piccola entità ha una grande valenza. Quindi intendo ringraziare la dottoressa Pisano, la dottoressa Bonsignore e Lillo Pisano che lavora ovviamente in qualità di assessorato regionale al turismo per questa vicinanza alla nostra città che certamente a questa commissione, a questo comune non passa inosservata. Complimenti e grazie del buon lavoro. Grazie dottore Cantone. Diciamo che questa idea è nata veramente per dare un supporto soprattutto alle attività che sono nel centro storico e anche che si trovano nella parte nel sud della città, perché di solito le mappe turistiche che si fanno solo nella Valle dei Templi. Noi abbiamo scelto invece come Dipartimento Turismo di valorizzare il centro storico, perché noi siamo convinti che, come tutti i centri storici d'Italia che danno respiro e forza e impulso al turismo locale, è giusto che anche la città di Agrigento valorizzi il suo centro storico. Noi come Dipartimento, come Assessorato Regionale del Turismo, abbiamo iniziato un percorso finanziando una parte per il Mudia e poi stiamo dando un'altra opportunità con queste mappe turistiche e faremo anche altre attività quest'estate nel centro storico. Anzi, vi anticipiamo che tramite anche l'assessore al Comune di Agrigento Ciulla, in questi giorni anche con il Presidente della quinta commissione del turismo del comune di Agrigento incominceremo a preparare il programma estivo per quanto delle manifestazioni turistiche per quanto riguarda la città di Agrigento. Naturalmente andremo a valorizzare il centro storico e il sud della città, che sono naturalmente la parte turistica della città dei Templi. Quindi dobbiamo lavorare sempre per migliorare il nostro status di città turistica e da parte nostra come regione siamo a disposizione.
Il teatro Costa Bianca di Realmonte ha ospitato la manifestazione Risuoniamoci su, insieme per ripartire, un grande laboratorio musicale che ha coinvolto circa 500 alunni provenienti da 5 istituti a indirizzo musicale. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Vediamo. L'amministrazione comunale ha sposato immediatamente la proposta dell'Istituto Comprensivo di Realmonte relativa a una festa tra ragazzi di diversi istituti scolastici a indirizzo musicale. Quindi oggi si va verso la via che noi abbiamo sempre detto, che è la via della bellezza, con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Garibaldi e tanti altri ragazzi che per la prima volta oggi si incontrano in un laboratorio di musica, dove le note, quello che hanno imparato e la bellezza la fanno da protagonista. Abbiamo deciso oggi pomeriggio di riunire un po' i ragazzi delle scuole medie a indirizzo musicale. Ci sono ragazzi di Realmonte, Siculiana, Cattolica, Montallegro, Agrigento, Aragona, Raffadali e tanti altri, perché è giusto fare adesso una bella festa. Siamo alla fine dell'anno, questi ragazzi si sono impegnati, hanno lavorato tanto soprattutto all'indirizzo musicale, oggi si ritrovano insieme per risuonare insieme finalmente dopo 2 anni di pandemia che non ha permesso di poter portare avanti progetti, concerti e soprattutto musica d'insieme. Oggi i ragazzi si incontrano, ognuno si esibirà con i brani che ha preparato con la propria scuola, dopodiché suoneranno tutti insieme per una grande festa della musica. Quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di particolare, che è qualcosa che vuole dare il senso di qualcosa di la rinascita. L'abbiamo intitolato Risuoniamoci su. Per noi era importante quest'anno dare la possibilità ai ragazzi di riacquisire la socialità, e questo l'abbiamo potuto fare all'ingrande, coinvolgendo le nostre scuole, i 4 plessi delle nostre scuole, quindi Realmonte, Siculiana, Montallegro e Cattolica, più 2 scuole di Agrigento, Lesseneto, Agrigento Centro, e la scuola di Aragona, per una grande festa. E quindi ogni scuola farà il suo programma. Però la cosa bella che abbiamo voluto fare è che realizzeremo, che faremo un brano tutti quanti insieme, e lo stiamo provando proprio oggi. Abbiamo fatto una piccola prova, tutte le scuole, gli alunni della scuola, e faremo questo blues tutti insieme, e quindi questo vuole anche avere, come dire, un significato simbolico, perché la musica ci deve unire, la musica deve favorire la socializzazione, perché la musica ci deve dare il via per questa rinascita alla quale tutti auspichiamo. Quindi viva la musica, viva la socialità, viva i nostri ragazzi e le nostre scuole. Anniversari, date, ricorrenze, eventi storici e poi ancora attualità, scenari internazionali, temi del dibattito pubblico e battaglie. Tra i maturandi impazza il tototema per la prima prova scritta dell'esame di maturità 2022 che si svolgerà il 22 giugno prossimo a partire dalle ore 8:30. Quali autori di prosa e di poesia usciranno per l'analisi del testo e quali saranno le proposte di ambito storico, filosofico, economico, sociale, tecnologico, scientifico, artistico per il tema argomentativo, o ancora quali gli argomenti di attualità con cui confrontarsi. 7 saranno le tracce decise dal Ministero dell'Istruzione, tra cui scegliere, e ascoltando prof, commissari d'esame, ex studenti, influencer di TikTok tra gli autori più probabili, ci sarebbe Dante Alighieri. A settembre infatti sono iniziate le celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte. Di Giovanni Verga ricorrono invece 100 anni dalla morte, ma l'autore uscì come prova d'esame della sessione suppletiva già nel 2019, quindi il suo nome ha perso quotazioni. Lo stesso vale per Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia, Vincenzo Cardarelli e Cesare Pavese, tutti oggetto dell'analisi del testo nell'ultimo anno di prove scritte prima della pandemia, che per 2 volte ha soppresso l'elaborato. Quest'anno invece il tema è tornato, ma vale solo 15 punti dei 100 disponibili. Tra gli altri anniversari letterari, tra i quali il Ministero potrebbe aver pescato, ci sono i 125 anni dalla nascita di Eugenio Montale, 110 della morte di Giovanni Pascoli, spuntato l'ultima volta nel 2017 tra i testi della traccia artistico-letteraria.
Altra ricorrenza, i 100 anni della nascita di Pierpaolo Pasolini, ma tra i maturandi circolano anche nomi di Gabriele D'Annunzio, Alessandro Manzoni, Luigi Pirandello, Italo Svevo, Primo Levi e Giacomo Leopardi. Quanto alle tracce per il testo argomentativo, gli anniversari da segnare sono molti e disparati: per la scienza, le scoperte, le innovazioni, 570 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci, i 380 trascorsi dalla morte di Galileo Galilei, i 140 dalla morte di Charles Darwin e i 100 anni dalla nascita di Marguerite Hack, per l'arte 190 trascorsi dalla nascita di Manet, per l'economia i 30 anni dal Tratto di Maastricht, per l'ambito storico i 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini, gli 80 anni dell'attacco di Pearl Harbor, soprattutto i 20 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, i 30 trascorsi dalle stragi di mafia del 92 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Infine c'è l'attualità. C'è chi è pronto a scommettere su una traccia sulla pandemia, intesa non solo dal punto di vista storico, sanitario, ma anche da quello delle conseguenze che ha prodotto, il valore indispensabile della tecnologia per la DAD e per restare vicini, seppur nella distanza fisica, l'accelerazione dei processi digitali, un modo nuovo di studiare, lavorare, acquisire informazioni, viaggiare, acquistare, la solitudine degli anziani, dei bambini e dei ragazzi, gli strascichi lasciati sulla salute mentale. Ancora tra le tracce potrebbero entrare le tensioni internazionali con il conflitto in Ucraina, che hanno precipitato l'Europa e scenari che sembravano lontani, tra guerra fredda, difficoltà nelle forniture di cibo e di gas, rincari dei prezzi, trasformazione ecologica, allarme nucleare al tempo stesso, un'ondata di rifugiati uguale e diversa da quella proveniente dal Mediterraneo, tra le ipotesi anche l'eutanasia e il testamento biologico, tra il referendum bocciato, la battaglia parlamentare sul fine vita, i temi etici e bioetici che solleva il dibattito, le storie di sofferenza di chi chiede il suicidio assistito, l'ambiente, le microplastiche, la ricerca di fonti di energia alternativa sono un altro tema caro alla generazione che si prepara alla maturità ormai prossima 2022, rinnovato non solo dalle manifestazioni dei Fridays for Future, ma pure dal conflitto ucraino e dalle catastrofi naturali. Si scommette anche sui femminismi, la parità di genere, le donne con esempi importanti come quello di Samantha Cristoforetti, il gap del mondo del lavoro e il tema degli abusi e delle molestie. È stato presentato al Museo Ex Collegio dei Padri Filippini di Agrigento il libro di poesie Distante così vicina di Salvatore Rancatore, attore e neoscrittore agrigentino. Giovanna Neri. Distante così vicina, Salvatore Rancatore torna ad Agrigento per presentare il suo primo libro di poesie. Sì, è il mio primo libro di poesie, scritto durante la pandemia, che per me, per dare un tono leggero alla cosa, è stata definita come un'avventura. Credo che siccome sin dall'inizio della pandemia la parola poesia sia stata ricorrente, no? Per me andrà tutto bene era una forma poetica di qualcosa, vedere le persone che cantavano nei balconi era qualcosa di poetico. Poi a un certo punto però questa poesia è finita. Però mi ha tenuto compagnia nei libri, mi ha tenuto compagnia nella scrittura e ho deciso di scrivere delle poesie che non avevano però il fine ultimo di un libro. Quindi quando c'è stata la possibilità, grazie ad Edizione Attraverso, di pubblicare queste poesie, sono stato veramente felice. E sono stato felice di presentarlo ad Agrigento e soprattutto con la presenza di Beniamino Bionti e di Tony Bruccoleri. Colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Agrigento, il Sindaco, Dottor Francesco Miccichè, e l'assessore alla cultura Costantino Giulla. Professore Biondi, cosa l'ha colpita particolarmente di questo libro? Questo libro assume una fisionomia ben precisa all'interno delle opere di poesia prodotte da autori agrigentini. È un testo che ha una fortissima unità stilistica e concettuale e si pone come una sorta di romanzo in versi che descrive tutta la ricchezza frastagliata del sentimento amoroso.
quasi compiuto con i moduli della poesia più classicamente mediterranea prodotta dai paesi spagnoli. Questo testo in qualche maniera racconta la storia di un'ossessione mite, cioè della felicità dell'incontro con l'altro e di come l'altro possa rappresentare l'orizzonte esclusivo della vita di un essere umano. È un libro che pone anche un'idea di ossimoro, è come se la distanza in qualche maniera fosse non la condizione di una estraneità dalle percezioni dell'altro, ma il senso di un avvicinamento concreto, di una prossimità lucida nel giudizio e nel racconto delle emozioni dell'altra persona. È una storia d'amore, una grande storia d'amore consumata attraverso i riti e i miti del nostro quotidiano, consumata all'interno di un tempo di pandemia estremamente doloroso e difficile, che però recupera perfettamente tutto quel grande sentimento della lirica italiana che proprio sull'amore ha composto alcuni dei suoi versi più belli. Ecco, per questa ragione credo che questo primo libro di Salvatore Rancatore, mi auguro che presto ce ne possano essere altri, anche per il grande lavoro di limatura che lui ha fatto su queste poesie, possa tradursi presto in ulteriori pubblicazioni, dando sempre di più un'immagine di Agrigento come città di cultura. Vi propongo l'ultima poesia del volume, che in qualche maniera è la ricapitolazione dell'intero libro e ne tessere conclusioni anche sotto il profilo emotivo e linguistico. Ci salutiamo come anime in una stazione senza treni, un'illusione, i sogni che hai nascosto da bambina. Ne porto un pezzo via con me, dentro una valigia piena di quel che sei, 2 occhi che non finiscono più. Via libera, il bando per la concessione di contributi a fondo perduto in favore degli autotrasportatori che varcano lo stretto di Messina. A renderlo noto l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone. Nei mesi scorsi, dichiara l'esponente del governo Musumeci, gli autotrasportatori siciliani stremati da crisi pandemiche e caro carburante avevano avviato una mobilitazione culminata nei blocchi stradali in tutta l'isola. In quel contesto avevamo promesso aiuti per 10 milioni di euro alle imprese soffocate dai rincari sull'attraversamento dello stretto, un atto concreto di solidarietà della regione verso la categoria che diventa adesso realtà. Proprio durante la protesta al casello A18 di San Gregorio di Catania, nel febbraio scorso, il presidente della regione Nello Musumeci, l'assessore Falcone, avevano incontrato i manifestanti, garantendo un intervento. L'avviso pubblico varato dalla regione, pubblicato sul sito istituzionale dell'assessorato delle infrastrutture, prevede i contributi destinati alle imprese che esercitano attività di autotrasporto con sede legale o unità operativa nel territorio siciliano. Nello specifico gli aiuti, per un totale di 10 milioni di euro, sono destinati all'imbarco dei mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, accompagnati dagli autisti, su qualunque vettore, che svolgono il servizio di attraversamento marittimo dello Stretto di Messina. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.